Yahweh i fevelà Mosè e i disè, fevelaggi a Aaron e disigi, quanche tu metteràs gli siet lampadis e han di buttare la luce denando al chandelier. Aaron al fasè così, al sistemà gli lampadis, in modo che fasessin luce denando al chandelier, come che il Signore aveva ordinato a Mosè. Il chandelier gli era fatto così, gli era d'aur rut ribattut, dal suo tronco ai suoi bocchi gli era tutto un tocco ribattut. Mosè aveva fatto il chandelier secondo il stampo che il Signore aveva mostrato. Il Signore fevelà a Mosè e disse: «Ciò li levis fra miec dai figli di Israele, e smondeiu, tu ius mondearàs così, tu ius borfaràs culaghe d'espiazione, a fasaran passà il rosor sun tutti il quarp, a lavaran la lor monture e si smondearan. Poi acciollaran un mansut con la solita oblazione di farina e di flor, tocciade tal vueli, e tu ciollaràs un altro mansut pal sacrifici di espiazione. Tu clamaràs donge i levis denande tende de convigne, e tu clamaràs assemblee tutte la comunità dai figli di Israele. Tu fasaràs vicinà i levis denande al Signore, e i figli di Israele ammetteran lis mans parsore dai levis. Aaron al presenterà i levis tanche offerte de par dai figli di Israele, che si lasciasse denant dal Signore, e loro fasaran lis funzions pal Signor. Poi dopo i levis ammetteran lis mans sul ciaf dai mansus, e tu i ai offrisaràs al Signor un amut di sacrifici di espiazione e un amut di olocausto, per fa la funzione di espiazione per i levis. Tu fasaràs tai levis denant di Aaron e denant dai suoi figli, e tu iu presentaràs anche un'offerta di sciassale in onore del Signore. Così tu metteràs i levis a par dai figli di Israele, e i levis saranno miei. Dopo i levis avvigneranno a funzionare te tende de convigne. Tu iu smondearàs e tu iu presentaràs anche un'offerta che si lesciasse, per vie che mi sono offers a preferenza di 12 figli di Israele. Io hai ciols con me, impen di che nassin par prins de mari, impen di 12 prins figli di 12 israelis. Perché che 12 prins nassus dai figli di Israele, tan dai oms che dai nemai, a son miei, io mai soi metus a part, là di che o hai battut 12 prins nassus de tiere dal Egitto, o hai ciolti levis in pen di 12 prins fis da Israelis, o hai ufferta Aaron e ai suoi fis i levis, fra miec dai fis di Israele, perché fasin la funzione di espiazione, pai fis di Israele, in cas che i fis di Israele si sdongin tal santuari. Mosè, Aaron e tutta la comunità dai figli di Israele a faserin proprio così a riguardo ai levis. I figli di Israele a faserin pai levis c'è che il Signore aveva ordinato a Mosè a riguardi loro. I levis si smondearin e a lavarin la loro monture. Aaron gli presentà anche un'offerta che si lesciasse denando al Signore e al fasè l'espiazione per loro, par smondeaiu. Poi dopo i levi si presentarin a fa la loro vore te tende de convigne, presince di Aaron e dai suoi figli, come che il Signore aveva ordinato a Mosè a riguardo ai levis, così si fasè con loro. Il Signore fevelà Mosè e disse: che sta riguardo i levis, dai 25 anni in su, il levit al vegnerà a mettis in schirie tevore de tende de convigne.
Dai 50 anni in denant si giavarà de schirie, pevore, e non lavorerà altri. Urdarà une man e suoi fradis de tende de convigne, tignin di voli, c'è che han in consegne, ma non lavorerà più. Così tu fasaras qui le vis, perché cal riguarde i lor compis.